musei, e già a disco d'oro. È arrivata puntuale la prestigiosa certificazione FIMI per Caparezza ed il suo ultimo album di inediti, un risultato che il rapper di Molfetta è riuscito a conseguire in tempi rapidissimi rispetto all'uscita, appena 2 settimane. Caparezza ha espresso la sua soddisfazione attraverso Facebook, ringraziando tutti i fan che hanno riempito gli in-store in giro per l'Italia e hanno accolto con grande entusiasmo il sesto album in studio del rapper. L'album è stato anticipato dal video cover e dal singolo Non me lo posso permettere ed è stabile nella classifica degli album più venduti della settimana, secondo FIMI GFK. Un disco sul quale Caparezza ha lavorato molto, anticipato dallo stesso autore, con un album da ascoltare a fondo, almeno 3 o 4 volte, per digerirlo a pieno, e sembra essere andata bene, almeno a giudicare dallo straordinario risultato. Il tour 2014 di Caparezza comincerà il 13 giugno 2014 da Napoli, all'Arenile di Bagnoli, e proseguirà per tutta Italia tra Bari, Padova, Milano, Genova, Barolo, l'attesa data del 22 luglio al Rock in Roma 2014, poi ad agosto a Palermo, Gallipoli e Cagliari. Chi se ne frega.